Antonella Bellatikom, merħba għal mit program mis-sensiela botta u risposta. Iva, s-segwaċ tal-kamra sportiva, l-lum il-ħakna il-mit program, programmi fejn u koll għedin namlu koll l-axħar program minn din is-sensiela, l-menu għal-issa. Ovvjament, u achievement kbir li niċċelebraw il-mit program u fej kena diversi argumenti, diskussjonijiet fuq diversi temi, futbol lokali, futbol internazzjonali u Formula 1, għal daqstan nishtiq nirringrazzja lil kull min b'xi mod kien involut f'dan il-programm, sew bħala staff, sew bħala sponsors, kif ukoll bħala panel. Infakkarkom li qegħdin live bħas-soltu u qabel ma nibdew naraw naqra x'temi għanna il-lejla li jkom żewġ affarijiet. L-ewwel net min jixtieq jgħid waqt il-programm jista' jagħmel dan fis-sezzjoni tal-kummenti illi diġà għandna miftuħa għalikom marbuta ma' din l-stream. U t-tieni ħaġa naraw naqgħu x'inhuma t-temi prinċipali flimkien mal-announcer tagħna Martina Filletti għal daqstant. Martina nħalli fidejk biex tgħidilna naqra il-lejla x'inhuma t-temi prinċipali li se niddiskutu. Il-programm tal-lejla aħna ser niddiskutu Postecoglou is on Kentu. Return fl-Ewropa għal Newcastle United u Nottingham Forest. Trionf Napolitan għal raba darba. Grazzi għemmek il-Martina ta' dan l-intervent introduttorju taħħa u kif għedin taraw ħanibdow nitkellmu fuq il-futbol Ingliż għandna panel ta' tlieta min nies illi nistgħu ngħidu għandhom għalfejn jkunu kuntenti bl-istaġun tagħhom fuq naħa ta' fuq ħdejja għandna lil Maurizio Ċefaj mit-Tottenham Hotspur Supporters Club Malta. John Paul Schwireb, partitarju ta' Newcastle u Matt Farrugia, partitarju ta' Nottingham Forest. Minna nixtieq insellem tal-ringrazzjom tal-lejla oġobhom jinaqdu magħna. Qabel ma niftu diskussjoni naraw naqx kienet il-klassifika finali tal-Premier League. Ukoll blajnuna tal-grafika bħas-soltu. Liverpool 84, Arsenal 74, Manchester City 71, Chelsea 69, Newcastle United u Aston Villa 66, Nottingham Forest 65, Brighton and Hove Albion 61, Bournemouth u Brentford 56, Fulham 54, Crystal Palace 53, Everton 48, West Ham United 43, Manchester United u Wolverhampton Wanderers 42, Tottenham Hotspur 38, Leicester City 25, Ipswich Town 22, Southampton 12. Natu kol ħarsa lejn il-verdetti illi kellna dal-istaġun minn ġewwa l-Ingilterra. Liverpool Champions, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle United u Tottenham Hotspur kwalifikati għal UEFA Champions League tal-istaġun li ġej. Tottenham Hotspur ukoll bis-saħħa tar-rebħa tal-UEFA Europa League. Aston Villa u Crystal Palace kwalifikati għal UEFA Europa League tal-istaġun li għadda, Crystal Palace bħala rebbieħa tal-FA Cup. Nottingham Forest jikkwalifikaw għal UEFA Conference League, Leicester City, Ipswich Town u Southampton relegati għal Championship fil-waqt li Leeds United, Burnley u Sunderland ġew promossi fl-ola divizjoni Ingliża għall-istaġun li ġej. Mela, senjuri, tajna ħarsa li klassifika finali u nixtieq illi bħala panel taddu l-kummenti tagħkom b'mod ġenerali wkoll fuq il-Premier League 2024-2025. Min se jibda minnkom? Tibda jien? Ejja, tista' tibda inti, nibdew b'ordni ta' klassifika wkoll. Ekku, mela, l-ewwel net, ifimni naħseb din is-sena Newcastle ninsab kontent li erġajna kwalifikajna għal-Champions League, għax ovvjament ħabba PSR flus għandna x'nofqu ma ħabba PSR l-Ingilterra jekk m'għandek ċert antrojtu ma tistax tonfuqhom, jiġifieri diġà tisemmu li għandna budget ta' 300 miljun xi jintefqu fis-sajf, ovvjament għax kwalifikajna fil-Champions League. Kwalifikajna fil-Champions League wara s-sena l-oħra ma kwalifikajniex, kwalifikajna s-sena ta' qabel li rajna li ma kenniex debt biżejjed, jiġi ovvjament din is-sena jridu jaħsbulu biex ikollna debt biżejjed biex nikkompetu fiġix competitions. Ovvjament irbaħna l-Cup fi frar, għaw f'Marzu, għax irbaħna l-Cup f'Marzu, irbaħna l-ewwel onur domestiku wara 70 sena u l-ewwel onur wara 55 għax l-aħħar
l-aħħar unur li ħadna l-First Cup 55 sen ilu, jiġifieri ninsabu kontenti il-supporters li trebaħu nura dak iż-żmien kollu, jien naf supporters jiġifieri għandhom fuq is-60 sena għadha qatt ma rawhom jollu tazza, jiġifieri mhix imkien dejna, mhix imkien dejna. Looking forward to season li jmiss ukoll kif semmejt telgħu Sunderland ħajkun hemm id-derby u li nerġgħu nkunu tajjeb jekk Alla jrid nerġgħu s-sena d-dieħla nerġgħu nikkwalifikaw għall-Ewropa. Net. Ifhem, kien staġun ġenerali, interessanti. ma ħalli nitkellmu nitlu ktar In fil-dettall. ġenerali, la, ħanetkellem un ġenerali ġifiri naħseb illi kien staġun interessanti ħafna fej rajna ċertu timijiet illi marufin bħal Big Six illi kollhom dik il-challenge matul l-istaġun fej rajna timijiet oħra illi kienu bħal Crystal Palace repu l-FA Cup, bħal Newcastle, Aston Villa, aħna Nottingham Forest u anka ċertu timijiet oħra illi kienu tiġġieldu għall-Ewropa. Fej għamilna ħafna żmien qed naħsbu li s-City qasbis kienu ħajjitlu fl-Ewropa ħseb wara fil-Champions League. Kien lik interessanti, ovvjament. Ħafna riżultati som kienu mistennija wara ħafna żmien bħalma kellek il-Liverpool li kulħadd kien jaf illi dawn ħajrbħu l-lig, kellek l-aħħar tlieta illi ma taw l-ebda challenge ħanajdu hekk. Forsi bħala parti tal-Forest nifraħ l-Southampton illi rnexxielhom jaqbżu il-11 punt għaliex dak issa jibqa' għand id-Derby County dak l-unur ħanajdu hekk. Kien wieħed interessanti, wieħed twil ovvjament għalina wkoll kien staġun tajjeb ħafna kumparat ma' l-oħrajn, allura naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar kien staġun tajjeb ħafna. Maurizio. Nsellem lek Antonella u nsellem lil dawk kollha li bħalissa din jarawna. L-ewwel nett awguri għal mit-programm tal-Kamra Sportiva. Bħala kampjonat Ingliż kien iddominanti minn Liverpool. Is-sorpriża li kienet il-Manchester City li bsart li ħsibt li ħajkompetu iktar għalik, però tilfu diversi punti. Ovvjament kellhom l-Arsenal li kienu sodi wkoll, però fl-opinjoni tiegħi f'Jannar ma investowx biżżejjed allura minqataw minn Liverpool. Liverpool meritament ġifieri huma champions u labu ħafna tajjeb tul l-istaġun kollu tal-lig. Minnaħa tagħna ma nistax ngħid li kont kuntent għaliex murejniex bis-saħħa ta' Tottenham u ġejna sfortunatament ma tal-aħħar. Sorpriżi wkoll kien hemm il-United li sfortunatament ukoll kienu bħalna ġifieri. Però ġenerali kien dik ta' sorpriżi wkoll, sorpriżi aħna u l-United ġejna ma tal-aħħar. U sorpriżi wkoll kif is-City ma kompetewx daqshekk ma' Liverpool wara dawk l-investimenti li jagħmlu fil-players kull sena. Mela, Mark Campbell li wieħed mill-backroom staff tagħna għadu kemm bat li aħbar illi ma sabiħa xejn, jidher illi u ħankun deret ħafna. Kien hemm xi miġnun illi bil-karozza tiegħu daħal fin-nies ġewwa Liverpool waqt it-Trophy Parade. Nispera anki għal fatt li hemm ħafna Maltin li telgħu jiċċelebraw dan l-unur tat-tim tagħhom ħadd ma miet u ħadd ma weġġa u li kulħadd għadu sew. Jidher li dan il-miġnun minnu inżamm mill-Pulizija ta' Liverpool. Inkredibbli kif fl-2025 għadna nisimgħu ċertu aħbarijiet. Imma naħseb aħjar nerġgħu nitlu fil-ground u nkomplu fuq xogħolna l-aħwa. Met, ħan nibda minnek. Nottingham Forest tamiltu ħafna ħin mal-ewwel erba' imma se jkollkom tikkun slaw post fil-UEFA Conference League. Sodisfatt xorta għandna nqisu l-istaġun tagħkom bħala wieħed ta' suċċess jew hemm dik il-ħansejħula rimors illi kontu viċin l-Ewropa tal-kbar u se jkollkom tikkunslaw bl-Ewropa taż-żgħar.
Ifhem, ir-rimors dejjem ħajkun hemm fl-aħħar mill-aħħar kulħadd jidda bil-punti zero. Biss però din hija perspettiva, ġifieri ejja ma ninsewx illi aħna l-unika tim fil-Premier League illi rnexxiela nirduppjaw il-punti tagħna mill-istaġun ta' qabel. Iż-żewġ staġuni ta' qabel konna qed niġġieldu relegazzjoni. Qabel ma beda dal-istaġun, ġifieri qabel ma ġie xutjat ballun wieħed, il-pundits Ingliżi, il-ġurnalisti Ingliżi ġa kienu qed jirrelegawna għaċ-championship. Ovvjament kienet sorpriża, ġifieri li kieku aħna bdejna b'daw ir-riżultati li kellna fl-aħħar minn logħbiet u mbagħad tajna dik l-ispinta u ħadna riżultati oħra li ħadna qabel fl-lejl aħħar, kulħadd kien jgħid li għamilna staġun sorpriża fejn ġilidna u rbaħna post fl-Ewropa meritatament. Ovvjament kulħadd jiddejja illi ma tkunx ilħaqt l-ogħla kompetizzjoni Ewropea, però naħseb li dan huwa pass importanti fl-istorja ta' Nottingham Forest stess, ġifieri ħan ikkompetu f'kompetizzjoni Ewropea, iva ħad tkun kompetizzjoni iżgħar, imma naħseb li tista' tkun bażi soda għal-futur. Jiena bħal anki ħanejdu hekk, jiena nawguralkom illi ovvjament dan ir-ritorn ma jkunx wieħed qasir, imma fuq kollox nispera li narawkom hawn Malta. Għax jekk narawkom hawn Malta, anki minkejja l-fatt illi qed tgħidli illi għandkom playoff round x'tgħaddu, dan ifisser li tim Malti avvanza sew u nisperaw li javvanza sal-gruppi tal-UEFA Conference League. Volli met, nawguralkom li tmorru tajjeb is-sena d-dieħla ma fuq kollox jiena nawguralkom li narawkom Malta. Tkun interessanti fuq dak l-att. Tajjeb niftakru li fis-sebgħinijiet u fit-tmeninijiet meta Nottingham Forest kienu rebħu Champions League kienu għamlu training camps hawn Malta, kienu labu kontra l-Furjana u kienu ġew ukoll ħafna supporters minn Nottingham fejn kienu waqdu team ta' supporters biex jilagħbu kontra supporters hawn Malta. Jiġifieri ħafna li għandhom memorji sbieħ ta' Malta u maħbib tiegħi wkoll illi niltaqa' magħhom ta' spiss minn hemm fuq illi jiġu ta' spiss Malta, allura naħseb illi tkun xi ħaġa li anke huma jkunu looking forward għaliha. Mela, naqbżu għal topic ieħor issa, Mawrizio. Ħanisma' tiegħek l-ewwel għax tinvolvilkom direttament, imma pereżempju John Paul jista' wkoll jgħid tiegħu fuq din. Tottenham Hotspur u Manchester United. X'taħsbu li kienet id-differenza tal-mod kif daw iż-żewġ timijiet labu fl-Ewropa fejn kienu tajjeb ħafna għal wirjiet fqar li taw fl-Ingilterra. Mawrizio nibda bik, ħabba li tinvolvi l-Tottenham, mbagħad fil-każ John Paul jitkellem fuq il-biċċa ta' Manchester United. Waħda mill-fatturi kienet li ma jkollokx players biżejjed biex tikkompeti f'ħafna kompetizzjonijiet. Int ma tistax inti tiffoka fuq kull kompetizzjoni bl-istess ammont ta' players. Il-players tagħna huma li huma ġifieri hemm bżonn investiment qawwi. Jien fil-fatt li kritiku ħafna fit-tmexxija ta' Livi għax nemmen li ma ninvestux biżejjed f'ċertu players. Kif ukoll konna sfortunati ħafna li kellna ħafna injuries, kellna kwantità. Ġifieri Ange Postecoglou għalkemm irid jerfa' ħafna mir-responsabilità għax xorta nemmen li l-players li kien hemm stajna niksbu iktar riżultati milli ksibna, però f'ħafna logħba hemm mirakli. Fil-fatt rajna introduzzjoni ta' Moore, ta' Lancashire, għandna players żgħar li l-imnalla kienu huma tista' tgħid. Minha l-oħra fl-Europa League rajtu li t-tim minaqat ħafna. Anka l-fatt li jiena minħidu trofew, it-tim jissu rrid jagħti risposta, rrid kellu dak ċertu iktar responsabilità anka li stess biex iħossuhom qed jiktbu parti mill-istorja ta' Tottenham li jinnexxilhom wara dik il-kritika kollha inġusta li ssir fil-medja li aħna qatt ma nerpu, qatt ma nħidu tazza, qatt mek ħafna misinformazzjoni li sfortunatament joħorġu biha ħafna ġurnalisti li
għalija ma jkunu ġurnalisti jekk ma tkunx taf l-istorja tal-futbol. Em, Innexxielhom li siktu tista' tgħid lil ħafna nies em, ħabba din il-ħaġa ġifieri ta' tazzi. Konna animal differenti tista' tgħid fil-Europa League, fil-fatt anka waqt il-logħba tal-Manchester kontra l-Manchester United, tattikament Postecoglou kien ħafna differenti fl-approċċ tiegħu u għamela kif kien jgħid Mourinho l-finali qegħdin hemm biex jintrabħu u mexa fuq dak il-punt għax nesa tattika kif jilab is-soltu ta' attakk u foka biex nieħdu trofew. Imma xorti disappuntanti u li tara Tottenham hemm din 17 il-post u titlef ħafna ma' timijiet li kapaċi ġib riżultati magħhom għalkemm illum fil-Premier League kull tim huwa b'saħħtu. Illum ma tistax tgħid telab kontra dak għandek 3 punti ċerti, dik żmien spiċċa u għadda. Ġifieri naraw ħafna minn kull tim li sfortunatament bata wkoll, timijiet kbar oħra bħalna. Imma issa naraw fis-sajf kif ħatibqa' deċiżjoni fuq Enġ, ġifieri Postecoglou coach. Postecoglou, nixtieq li naqftet biex forsi ngħid kelma fuq dan il-coach illi kif għedna fl-introduzzjoni, Zamkentu għax dana Ekku. għal jiena nirbaħ fit-tieni staġun. U fiċ-ċelebrazzjonijiet qal ukoll fis-series it-tielet staġun ikun aqwa mit-tieni staġun. Pero għalu kol Temmen dik li jibqa' il-kod, għax għalu kol dik il-kod għal imma ma ħsibtix bizzejiet aġġament fit-tele staġun għal il-karattru prinċipali inaħħuħ imut. Allura, ġifiri, Emen, nitkellmu fuq il-mert ta' Postecoglou f'dan f'din il-mixja. Postecoglou mertu kbira xifimni li tiħu trofew b'dawk il-players u b'dawk l-injuries li kenna għax ħafna rajt jaraw riżultati biss, imma aħna ninsegwu s-support ninsegwu kull logħba konna sfortunati ħafna u sa fil-finali tlifna l-aqwa 3 players issa tajt li kienu qed jagħtuna ħafna opportunità goals. Dik il-Kulusevski, il-Bergval u l-Madison li tilab minn ajrom diġà hija daqqa ta' ħarta kbira. Ġifieri fimni merakli għamel. Però kultant nara jien bħala coach opinjoni ta' supporter li tattikament kultant jaf ikun fqir f'ċertu lob. Int ma tistax tilab kontra timijiet, ċertu timijiet kbar u tiqbad tilab l-istess tattika, għax daw timijiet jaqbduk u jimlewk bil-gols. Irrid jaddattak dik il-tip ta' logħba. Alright, forsi għadu m'għandux il-players li jixtieq fit-tim jew hemm bżonn upgrade għall-players. Però stillu għandek il-pressure inti li Tottenham 17 il-post left 21 games mhix ċajta. Veru right, bit-trofi speċi ta' għatta il-disappunt ta' tal-lig għax tħanna fi-Champions League, all right? Però anke issa fi-Champions League jekk tmexxija ta' fuq inġ Postecoglou ma tinvestix biżejjed, problema tkunux. Mela, John Paul, kumment fuq Manchester United minna l-oħra. Mela, nkompli naqra għal Maurizio jekk ma jkollok ġiex timijiet ma tistax tikkompeti ġiex kompetizzjonijiet. Li ġralhom il-Manchester United u il-Tottenham. Ovvjament ma' off-season dawraw li qegħdin in the 10th place, fl-10 post, 11 post, u ovvjament tifokaw mattijom xtort li jirbħu l-Europa League fl-aħħar mill-aħħar, għax hemmhekk kienet ir-rut biex forsi xi ħadd minnhom jidħol Champions League, kif ovvjament daħlu Tottenham. Fuq Manchester United ifhem il-bieraħ għamlu naqra pjaċir, għax ovvjament kieku il-bieraħ il-Villa ġewdro kienu jitluma, biex inkun onest, jien nemmen li l-gowl li tħassar l-Aston Villa ma kellux jiġi mħassar, plus li ovvjament tkeċċija ta' Martinez jenet ukoll. Imma ovvjament dik kull logħba fija storja kieku forsi il-Villa kienu qed jirbħu Newcastle kienu jagħmlu iktar effort biex jiskurjaw, jiġifieri you never know, għax you never know. Ovvjament tifhimni hija kera li tara tim bħal Manchester United ma nafx kemm ġew eżatt 17-16 il-post, ifhimni mhux ta' post ta' 16 il-post, ta' voljet tikkompeti fl-Ewropa. Aħna meta kompetejna Champions League way back l-snin ilhom, u xi season l-għadda season ta' qabel. Għal Maurizio wkoll kellna ħafna injuries dak iż-żmien, speċjalment għal żminijiet tal-miliet fejn ikun hemm ħafna lob
hectic games fi żmien il-millit ġewwa l-Premier League. Ovvjament dak iż-żmien għax ħanna fl-Ewropa, ġifieri is-sena l-oħra, is-season 24-25 in-Newcastle ma kinux fl-Ewropa, ġifieri rridu jiffokaw fuq il-lig biss, ġietna tajba wkoll stajna wkoll niffokaw fuq it-tazzi domestiċi, għax fuq it-tazzi domestiċi li rbaħna l-likat. U lajna fil-quarter finals tal-FA Cup, jiġifieri kellna ran tajba wkoll fl-aħħar mill-aħħar lajna flexa time mal-Brighton, għax lajna flexa time mal-Brighton, ma ifimni on the whole. Ma narax li timijiet bħal Manchester United ikunu anki speċjalment it-Tottenham, vera daħlu fiċ-Champions League ukoll jiġifieri laħqu lan li għandhom il-Newcastle u li laħqu Chelsea u laħqu City, imma xorta mhux ta' 17 il-post, ifhimni b'dak it-tim, għax dak it-tim mhux ta' 17 il-post. On the whole, is-sena d-dieħla sa nikkompetu fiċ-Champions League. Il-Newcastle ilna sentej ma nofqu penny għax kulħadd jgħid għax għandna ta' Saudi Arabia u mhux ta' Saudi Arabia. U għilna ġis-seasons ma nofqu xejn. Ġan-Paul, fuq Newcastle se nitkellmu sjattajtek ma jimpurtax. Qabel ma Mhix nitkellmu fuq problema. Newcastle għandna klib żgħira. L-ewwel nett Maurizio batilna klib qasira fuq iċ-ċelebrazzjonijiet li kellhom nhar l-erba' li għadda wara il-suċċess ta' Tottenham Hotspur fil-UEFA Europa League. U imbagħad wara se nisimgħu intervent qasir minn Karl Parnis illi llum ma setax ikun fiżikament magħna għax jinsab imsifer, fejn se jkellimna fuq il-merti ta' Arne Slot fis-suċċessi li Liverpool kellhom matul l-istaġun. Met ħoħsib isma' l-intervent għax imbagħad wara se nitlob reazzjoni minn għandek fuq dak li għadu kemm jgħidilna Karl. Għalissa nisimgħu l-ewwel naraw ċelebrazzjonijiet ta' Tottenham u mbagħad nisimgħu x'għandu x'jgħidilna Karl minn ġewwa Ċipru. Insellem is-segwaċi kollha tal-programm Botta u Risposta. Illum insellmilkom minn ġewwa l-Gżira ta' Ċipru minħabba impenji ta' xogħol biss xtaqt li għal mit-programm inkun preżenti. Xtaqt li nkun preżenti waqt id-diskussjoni biss minħabba impenji ta' xogħol u kif nafu l-ewwel il-pappa u mbagħad l-pappa jiena bekk iddeċidejt li flok ma nidħolx għall-programm biftehim direzzjoni nibgħat dan il-messaġġ qasir permezz ta' dan il-klip. Mela nsellmilkom, nixtieq nibda billi nifraħ il dawk kollha li b'xi mod jew ieħor kellhom suċċess dan il-kampjonat u llum ħanifoka ftit mill-lenti tiegħi fuq il-kampjonat ta' Liverpool. Kampjonat li bla dubju kellu impatt ta' Arne Slot ta' min isemmi li dan araw wara min daħal wara x'għamel biss. Ejjew inkunu onesti li dan sab mhux tal-pedament sod. Imma biex inti tidħol wara ġenju tal-futbol intu ukoll ma tridx tkun ħażin. Kemm nafu nies li sabu imperu bħaltuhom, kemm nafu nies li fallew, mela għalkemm jew wieħed minn dawk li nsostni li dan 75% ta' dan il-kampjonat rebħu klobb biss il-25% ta' klobb inti jomlu full. Speċjalment lil Slot. Slot għaraf iżomm il-psike dejjem hemm, għaraf il-frott li ħallilu klobb mhux talli jikkultiva imma talli kabru u jaqtaw. Fl-opinjoni tiegħi jiena wkoll din il-kwestjoni ta' Slot ġiet ukoll favorita bil-fatt li kemm City li dis-sena lija kellhom kampjonat diżastru, tgħidli kampjonat diżastru xorta spiċċaw fil-Champions League, iva għandek raġun, imma bid-dovut rispett, aħna mdorin naraw is-City hekk. Apparti minn hekk, b'kull rispett lejn kulħadd, Arsenal
nafu li dawn huma it-tim li fadallu dik il-ħaġa biex jasal hemm fuq. Taw sfida ma mhux daqshekk sfida qawwija lit-tim ta' Liverpool. Minkejja kollox, ejjew nkunu onesti, il-Liverpool kellhom kollox favur dis-sena. Issa, imma nkunu onesti wkoll. Ma kellhomx kollox favur għax ir-referi sserqu, ma kellhomx kollox favur għaliex kien hemm xingalle. Nagħmlu elenku mela tal-Liverpool x'kellhom tajjeb. Il-bażi tajba ta' Slot li sab minn Klopp, Slot li jkompli jaħdem fuq it-tajjeb li sab, in-nuqqas ta' City u l-inkonsistenza ta' Arsenal allura wassal biex dan il-kampjonat jiġi mirbuħ b'antiċipu kbir minn Liverpool. Meritat iva, 100%, bla dubju. U għall-ħares jiġi xi ħadd jgħidlek għax il-Liverpool ngħidilkom kellhom riħ fil-qala skwadra tajba minn ħaħsiebhom ra il-psike tal-logħba u l-oħrajn il-contenders jew ma kinux konsistenti jew fallew. U minn hawn nixtieq opportunità li nawgura s-supporters kollha tal-Liverpool għar-rebħ ta' dan l-20 kampjonat strameritat, kampjonat ukoll li kien sabiħ, biss kif is-sena l-oħra kont imbassar li l-Inter se jkunu rebbieħa tal-kampjonat Taljan, din is-sena jien b'antiċipo niftakarni ngħid lil mara jiena kienu l-bidu ta' Diċembru li għadda kont ngħidilha aħsiblu għal biljetti ta' Crystal Palace Liverpool. U kienet għedtila isma minni, aħsiblu għal biljetti. Għax kelli dik it-tama qawwija u fil-fatt ir-riżulta li ekċara li it-tim ta' Liverpool iddomina il-kampjonat. Rari tiġri fil-kampjonat Ingliż imma dis-sena ġrat u ġrat bi-kbir. Prosit Liverpool, well done. U nixtieq nagħlaq billi nirringrazzja lilkom kollha li dawk li kontu tikkummentaw favur u kontra u tinsewx aħna hawnhekk kollha ħbieb, kritika sabiħa ħafna, napprezza ħafna meta tikkritikaw għax permezz tal-kritika bniedem jikber u minn hawn nixtieq nirringrazzja kollu lit-tim tar-redazzjoni ta' Botta u Risposta tal-Kamra Sportiva għal 100 programm. Min jaf, forsi nerġa' nkunu għal 200 programm imma lissa grazzi mill-qalb u jekk Alla jrid forsi narawkom l-istaġun li ġej. Imma grazzi tal-li dejjem tkunu hemm. Insellmilkom slim u saħħiet. Mela, grazzi jemmek l-Karl tal-intervent tiegħu rigward Liverpool. Jiena wkoll qed nipprova nsib aħbarijiet minn xi sorsi li hemm preżenti hemmhekk jidher li hemm majta li dan kien xi attakk terroristiku. Għal min forsi qed għadu ma semax kien hemm xi ħadd xi miġnun jiena nsejjaħlu miġnun buċċi minn quddiem ta' 53 sena illi bil-karozza daħal ġo xi parti tari li kienu qed jiċċelebraw fi trophy parade ta' Liverpool. Il-pulizija arrestaw il-dan ir-raġel Ingliż li jgħix fl-arja ta' Liverpool ukoll għalkemm għadu mhux ċert li huwa s-sewwieq. Biss minn sorsi li hemm Liverpool stess għalulna illi dan huwa jidher huwa xi attakk terroristiku. Se nżommukom kollha informati b'din l-aħbar għandna l-Mark Xkembri wkoll li qiegħed fl-isfond jiġbor kemm jista' informazzjoni minn ħadd ukoll biss sadattant met. Ma nafx kunx qed issegwu l-intervent ta' Karl, xtaqt nisma' naqra tiegħek l-opinjoni tiegħek fuq dan kollu qabel ma nkomplu fuq temi oħrajn. Le, Iva, naħseb illi Karl tkellem tajjeb, fis-sens li Slot, Iva, sab bażi lesta, naħseb sab tim li kien diġà komplut, li diġà kienet ikkompeti s-sena li għaddiet, tim li kien ilu jiġi mibni minn Klopp, kienet faċli għalihom, jiena wkoll nemmen li Liverpool repuh meritatament, ġifieri kull darba li rajt il-Liverpool jilagħbu dejjem rajt futbol sabiħ. Għamilna żmien li konna l-unika tim li stajna nerbħulhom,
U dika kienet tajt xi ħaġa wkoll speċjalment fil-bidu meta kellna daqsxejn ta' aspirazzjonijiet iktar ogħla. Avolja konna għadna nemnu li għadna fil-bidu. Biss naħseb il-liva. Il-fatt li l-Arsenal taw challenge ma mhux daqshekk, il-City ma kienux għamlu żmien li kienu jitilfu xi 7 partiti infila, jekk min issa jersbal. Dak ovvjament naqqas ċertu mill-pressjoni ta' Liverpool naħseb jiena. Però xorta fil-grad tal-futbol 11 kontra 11 ikollok, jiġifieri jien ma noqgħodx nara skużi. Liverpool meritatament kienu champions, kienu diġà juru mill-bidu illi kienu jilagħbu bħala champions f'dan l-istaġun. Allura ma naħsibx illi għandi nneħħi l-ebda mertu minn coach ieħor dwar is-suċċess li kellhom. Ovvjament issa naraw jekk jistgħu jistostenuh għal sena d-dieħla. Grazzi. Il-metta dan l-intervent Jean Paul. Issa ħanitkellmu ħara fuq Newcastle ukoll. Ritorn fil-UEFA Champions League u fuq kollox l-ewwel tazza domestika wara 70 sena. Taħseb dan l-istaġun għandu jisarraf bħala punta tluq? Għalikom? Il-punta tluq ifimni kien meta ovvjament kien hemm it-takeover. Minn hemmhekk beda jintra ma' tim. Ħalna Champions League konna unexpectedly l-ewwel sena jiġifieri li qed insemmu sentej ilu. Ovvjament ħajibqa' ovvjament sena wara sena jibda jinbena it-tim biex ovvjament inkunu iktar forsi nkunu nistgħu nikkompetu mbagħad għal-lig. Ovvjament li tidħol fi-Champions League ħajibqawna players bħal għandna star players bħal Tonali, Isaac, Bruno Guimaraes, Botman, kieku daw il-players ma tħallniex fi-Champions League kien hemm ċans kbir li xi ħadd ħajġi għalihom. Ovvjament li l-hom għattihomx tort li jkunu jixtuqu jikkompetu fil-kompetizzjoni ta' Champions League, speċjalment kienu jissemmew ħafna teams wara Isaac għax kellu staġun tajjeb. Iva nemmen li ovvjament issa għandna l-bażi għamilna sentej kawti u s-sugrawa għax anki f'jannar ma kienx hemm investimenti. Ovvjament fl-Ingilterra hemm il-PSRUs li inti ma tistax tonfoq kemm tixtieq. Jiġifieri Newcastle kienu żvantaġġati għaw il-ħabib tagħna Matthew mal-Nottingham Forest kellna nbijawlhom il-Elliot Anderson li player minn Newcastle li ħadd ma xtaqu jitlaq u kellna nbijaw il-Mintes lil Brighton jiġifieri ġusti players wieħed 17 sena u 21 li ovvjament kienu promising u kienu deħlin bil-mod il-mod fit-tim tal-kbar. Kif qed ngħidu Elliot Anderson kważi lab il-lok kollha. Mintes kważi labu l-lok kollha. Ġifieri kienu qed inxtraw biex jinbena Elliot Anderson kien mill-Academy. Imma ovvjament Mintes kien inxtara prezz baxx 7 million biex ovvjament jibda jinbena tim għal-futur. Ovvjament issa il-tim qed jikber, għandek players bħal Trippier, Byrne, Char, għandek players issa fuq 30, Wilson ħajitla, il-biraħ kienet l-aħħar logħba tiegħu, anki kien jidher emozjonat ħafna wara l-logħba. Ovvjament issa għandna Manipo tajjeb li tħanna fi Champions League. Jiġifieri nemmen diġà nxtraw xi players under 18, under 20 biex jilagħbu ma' reserve team. Jiġifieri minn ma jkunx isegwi Newcastle ma jkunx jaf bihom xtajna player kodreba tal-Malaga ridu kemm il-Real Madrid kif ukoll il-Barcellona u xajna l-Sajla Georgian ta' 18 sena u kull ħajla 18 sena jiġi ma meta jgħalaq 18 sena li ħajġi tallef li rridu il-Borussia Dortmund il-Bayern Munich u hekk. Jiġifieri ma tkunx isegwi Newcastle daw il-places żgħar ma tkunx taf bihom. Jien nemmen li hemm diriġenza tajba, jafu x'inhu ma jagħmlu, qed iħawku tajjeb u Tindal ovvjament qiegħed hemmhekk għall-għajnuna tiegħu. Nemmen li dan huwa l-bidu ta' żmien sabiħ. Mhux qed nippretendi li ħaniġġieldu għalik is-sena d-dieħla, imma nimmaġina f'5 snin Newcastle hemmhekk ħajkunu. Jiġġieldu mal-Liverpool, ma' City, forsi joħroġ xi tim ieħor, nkunu qed niġġieldu ovvjament tal-onuri kbar ġewwa l-Ingilterra. Tonali ħażommuh? ħajbqa' magħna żgur. Tonali li għana tajjeb, Tonali ovvjament aħna xtajnieh fuq 50 miljun, għax ripet 50 miljun Ingliżi. Da wara lab xi 3 lobiet u ġie sospiż għal 10 xhur. Ovvjament medjatikament Newcastle meta inti tilab ma' Newcastle inti hemmhekk ħala tagħhom. Jiġifieri ovvjament
taw support li plejer volja ma kienx qed jilgħab u nfaqna hefty fine fuqu, ġifieri tagħhom fuq 50 miljun fuq plejer u għal-marki signing tiegħek u jagħmellek season barra ħabba betting ħaġa li m'għandax taqsam xejn ma' Newcastle. Imma il-plejer baqa' jiġi supportjat u jħobb il-klabb jħobb lilhom u nemmen li Tonali huwa persuna dak iż-żmien mal-Milan kien naqqas il-paga biex jibqa' magħhom, imma huwa bniedem ta' ċerta integrità. Jiġifieri dara li intefqu dawk il-flejjes barra fuqu, it-tim baqa' jissapportjah qatt ma tkun ta' subajh liħ u nemmen li jekk ma jagħmilx il-5 snin, 4 seasons minnhom jagħmilhom. Għax 4 seasons minnhom jagħmilhom. Ovvjament iddu naraw aħna 4 snin oħra fejn ħankunu, sentej oħra fejn ħankunu, jekk ovvjament ħankunu qed niġġieldu għall-onur il-kbar nemmen li jibqa' hemmhekk. Biex nemmen li jibqa' hemmhekk. Mela, biex nagħlqu wkoll din il-parti, it-timijiet li dew. Arsenal, naħseb li Maurizio ma tantx xed dmuħ fuqha di, u Manchester City. Ħanibdew pass. Maurizio, Arsenal nefqu ħafna flus u qed nikkwota f'konferenza stampa ta' Mourinho li kien għamel lura fl-2009 meta kien għadu coach tal-Inter, l-Arsenal nefqu ħafna flus, imma għal darb'oħra spiċċaw l-istaġun b'0 titoli mingħajr ma rebħu xejn. Taħseb li l-era Arteta waslet fit-tmima? Mela, l-Arsenal nefux ma 700 xi ħaġa miljon fi żmien Arteta, ġifieri dak l-ammont ta' flus tipretend li FA Cup waħda mhux biżżejjed. li jakwistawx tip ta' trofew. Jien niftakar ta' meta kien fi żmien Pochettino li laqqas kien nefaq 1 cent minn dak il-flus li nefaq Arteta kien jaqla ħafna kritika għax it-Tottenham, għax hekk, u għax tiġu t-tieni. Issa Arteta nefaq dak il-flus kollha u għamil l-istess ħaġa, ġifieri mhuwiex ħaġa li inti meta inti tkun accountable li tiġib trofew għax imbilli tiġi t-tieni kif darba smajt. Ħadd mhu se jiftakar x'għamilt ma' żmien jekk ma terbaħ xi ħaġa. Kienu vera għandhom tip potenzjal ġifieri għax titajt kollox u Arteta qollilhom il-livell l-Arsenal minn fejn kienu qabel dawn l-aħħar sena li issa waslu semifinali ta' Champions League u kompetew kontra City. Jekk ma nitkellem mhux minnaħa ta' supporti ta' Tottenham, minnaħa ta' neutrali, jien ma naqbilx li Arteta jendu jitneħħax, għamel ħafna affarijiet ġiet l-Arsenal. Però irridu ngħidu wkoll li fil-Ingliż għandek ħafna żumel kbar ukoll. Ġifieri kif qalu tajjeb l-ewwel fuq il-Liverpool għandek żiemel Liverpool armat lest ramaħ Klopp li lu żmien jarmaħ u slot mexxih tajjeb għax titetek il-mertu għax ġieli rajna coaches ħadu timijiet li huma diġà lesti li fallew, ġifieri l-Arsenal tikkompetu ma' timijiet b'saħħithom ukoll. Però l-pressure ħataqa' ħafna fuq Arteta u x'għax inti meta tonfoq dak l-ammont kbir u ma terbaħ xejn. Orrajt tajt semifinal u hekk imma s-support fl-aħħar mill-aħħar tazzi. Il-futbol qed hemm biex jerpu tazzi mhux biex tiġi t-tieni t-tielet u r-raba' importanti ħafna imma fl-aħħar mill-aħħar it-tazzi. Ġifieri fis-sajf nemmen jiena li ħajqa sena oħra imma s-sena d-dieħla nemmen li jekk ma jieħu xejn ħajġi bombardjat ħafna minn ħafna supporters kif ukoll naħseb id-dirigenti li bdew iqajmu ċertu mistoqsijiet jekk Arteta hux kapaċi jmexxi l-Arsenal biex jerpu trofew. Min-naħa l-oħra, Manchester City, Matt. Ukoll nefqu ħafna flus, iwa kellhom ħafna injuries, u anki b'mod sorprendenti spiċċaw dis-sena ma ħadu xejn. L-ewwel darba fl-era Guardiola illi City spiċċaw l-istaġun bidejhom vojta. Ifhem naħseb illi u hija ħaġa normali illi l-eras jispiċċaw. Naħseb is-City
anka minn qabel Guardiola, ovvjament, kienu rebħu l-lig fit-2010-11 jew 12 jidherli. Ovvjament Guardiola kien għadu ma kienx involut, però illum jekk issemmi Guardiola tista' titkellem fuq is-City. Jiġifieri naħseb illi saru sinonimi ma' xulxin. Però ovvjament l-era ta' kulħadd tibda tispiċċa. Huwa ċiklu normali fil-futbol li jiena li ninżomma Nottingham Forest għal daw l-aħħar 25 sena u jiena narana fil-League One naf u fil-Championship naf ġifieri tkun team illi għaddej mill-vena ħażina tiegħek. Jiġifieri ma tantx niġi sorprendut. Speċjalment avolja ġew players bħal Haaland li naħseb kellu wieħed mill-aqwa staġuni debuttanti li kellu xi sentejn ilu. Ġabu lil Marmux il-dis-sena naħseb ukoll li l-qabad tajjeb, però ovvjament is-City mhux qed jilagħbu waħedhom, mhux qed jilagħbu nevekki, ma jilagħbu ma' timijiet oħra illi jaqraw il-logħba u jippruvaw tattiċi illi jkunu jistgħu jissorprendendu wkoll is-City. Ġifieri naħseb li l-City sabuha daqsxejn diffiċli wkoll fejn kien hemm ċertu logħb illi it-timijiet ngħidulhom hekk iż-żgħar sabu r-risposta li setgħu jagħtu lis-City. Allura ma nissorprendu sulħu b'xejn illi dan kien il-każ. Mela, grazzi emmek il-Maurizio, il-John Paul u l-Matthew tal-interventi tagħhom. Jiena aħna kol sebqgħu naġġornawkom fuq il-fatti sfortunati illi ġraw ġewwa Liverpool. Semmuha faqsira ta' reklami, ibqa' magħna il għaliex kif niġu lura se nitkellmu fuq is-Serje A. Se jidħol Roberto De Brincat, jista' jkun li jidħol Joseph Magri wkoll iżjed tard, imma għalissa mmorru nħuttu tat-silma u nirritornaw lura t-tieni parti tal-programm ma' panel ġdida. Ibqgħu magħna għaliex dawqt se nerġgħu nkunu magħkom. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Ant Michael's Butcher tal-Ħamrun issibu l-aqwa laħam ta' kwalità bi prezzijiet raġonevoli. Jippreparaw ukoll affarijiet homemade għal barbecues, festini u ikliet bħal burgers, braġoli, kebabs, laħam mimni, diversi kwalitajiet ta' salzett u ħafna iktar. Ikollhom ukoll fnik ta' Malta friski u laħam ta' żiemel. Mela żuru il-ħanut ta' Michael's Butcher li jinsab f'Misraħ is-7 ta' Ġunju 1919 fil-Ħamrun fejn kien qabel il-ħanut tal-Lumen 2000. U taraw bajnejkom li m'hemm ħadd taqwa minn Michael's Butcher tal-Ħamrun. Għal iżjed informazzjoni żuru l-paġna ta' Facebook ta' Michael's Butcher, dan li jinsab il-Ħamrun, jew inkella ċemplu fuq 2124-8651 jew inkella 79047220.
Mela, wara li hemmhekk ukoll rajna il-Naplitani jiċċelebraw fil-klabb tagħhom, nidħlu lura għat-tieni parti tal-programm botta u risposta fejn issa ħanitkellmu fuq is-Serje A qabel xejn għandna lil Roberto magħna. Roberto, insellimlek? Kellimlek Antonella, nsellem il-bib li għanna maħna l-lum u dawk kollha li segwuna ta' kull ġimgħa. Mela magħna llum fuq il-panel l-ewwel nett għandna bniedem illi wiċċu għaddaw, insomma tnejn huma kuntenti, imma għandna hawnhekk il-Gordon Bonnici minn Napoli Club Malta illi huwa wiċċ familjari ma' dan il-programm ukoll bit-titlu ta' bil-flok ta' Champions tal-Italja. Poi abbiamo anche con noi Enrico Monti del Bologna Club Malta. Enrico, prima di tutto benvenuto nella nostra trasmissione. Siamo felici anche di avere l'opportunità di far sentire anche la vostra voce. Prima di tutto voglio fare una comunicazione di servizio per tutti quanti, specialmente per i maltesi, minħabba l-fatt li Enrico ma tantx jifhem bil-Malti, ser ikollna naqilbu d-diskussjoni bit-Taljan biex anki Enrico ikun jista' jidħol ovvjament. Ovvjament Enrico, prima faccio una piccola introduzione leggo la classifica, i verdetti in maltese e poi possiamo cominciare la discussione in italiano con Roberto e con il nuovo campione d'Italia Gordi. Allora, naraw l-klassifika tas Serje A kif spiċċat, Napoli 82, Inter 81, Atalanta 74, Juventus 70, Roma 69, Fiorentina u Lazio 65, Milan 63, Bologna 62, Como 49, Torino u Udinese 44, Genova 43, Verona 37, Cagliari u Parma 36, Lecce 34, Empoli 31, Venezia 29, Monza 18. Verdetti tas Serje A, Napoli Champions tal-Italja, mbagħad għandna lill-Inter, Atalanta u Juventus kwalifikati għall UEFA Champions League, Roma u Bologna li ħajħdu sem fil-UEFA Europa League tal-istaġun li ġej, Fiorentina fil-Conference, Empoli, Venezia u Monza li ġew relegati fis-Serje B, Sassuolo, Pisa u r-rebbieħ tal-logħba Spezia Cremonese u ma' 300 promossi mis-Serje B għas-Serje A tal-istaġun li ġej bilħaq Joseph Magri m'għandu kien bat li ma stax li jista' jkollu ma jilħaqx jidħol għaliex għandu impenn ieħor forsi nisperaw illi wkoll jirnexxielu jidħol għal 5 minuti mqar imma tkun Joseph kemm se jlaħħaq. Allora, andiamo sull'italiano, così anche Enrico può capire tutto quello che stiamo per parlare. Prima di tutto, Roberto, dato che sei l'ospite residente della nostra trasmissione, mi piacerebbe avere i tuoi primi commenti sulla Serie A, su questo campionato che è stato finito. Poi faccio anche una piccola traduzione in maltese pure. Di sicuro è stata una sorpresa che il Napoli ha vinto lo scudetto. Quando è iniziato il campionato noi abbiamo cominciato la nostra discussione sulla Serie A, avevamo anticipato che il Napoli con Conte senza coppe europee sarebbe stata una delle sfidanti per la vincita dello scudetto, però credo che se uno guarda un po' la squadra che ha il Napoli, con tutto il rispetto per il nostro amico Gordon, credo che non è una squadra da scudetto. Perché? Sono giocatori non di alto livello. Vediamo molti giocatori. Il primo McTominay, che tutti sappiamo è stato mandato via dal Manchester United perché non apparteneva ai piani di Ten Hag all'inizio della stagione. Lukaku tutti dicevano che è un attaccante finito, ma poi ci sono altri giocatori che magari non sono comparabili come quelli dell'Inter, per fare un esempio. Però ovviamente Conte, lo sappiamo, Conte è una specialista per costruire una squadra con i giocatori che ha,
il fatto che non giocavano le coppe europee gli ha dato un po' di vantaggio fisico e anche mentale per preparare bene la sua squadra durante la settimana, per ovviamente affrontare la domenica o il sabato quando giocano nei migliori dei modi. Però se devo dire che se c'è una squadra che magari si può mangiare, rifiare le unghie per non aver vinto lo scudetto, non è l'Inter, ma è l'Atalanta, perché a mio parere quest'anno era l'anno buono per l'Atalanta, anche per come Napoli e Inter stavano andando in campionato, e credo che l'Atalanta con un po' di attenzione in più, specialmente durante il 2025, quando ad inizio anno hanno faticato molto, specialmente in casa, credo che questo poteva essere l'anno buono per l'Atalanta. Tutto sommato, ovviamente facciamo gli auguri ai nostri amici napoletani. Speriamo che Conte dia il ben servito De Laurentiis e venga di nuovo a Torino. Vediamo cosa succede nei prossimi giorni. Però ovviamente ci sono state le delusioni della Juventus, del Milan, della Lazio, che è rimasta fuori dalle coppe europee. Il Bologna del nostro amico Enrico, ovviamente credo che sia stata una delle sorprese di questa stagione, dopo il bene che hanno fatto la stagione scorsa con Thiago Motta. Quest'anno hanno continuato con Vincenzo Italiano, hanno vinto la Coppa Italia, erano in lizza per entrare nella Champions League, però alla fine non ci sono riusciti. Però credo che i tifosi del Bologna, dopo tanti anni, aver vinto un trofeo come la Coppa Italia è qualcosa di grande soddisfazione, e ovviamente hanno avuto una stagione molto positiva. Gordon Enrico, ovviamente per ora vorrei solamente un piccolo commento a sfondo generale, poi entriamo nei dettagli quando la discussione entrerà più in vivo. Adesso solamente un commento introduttorio sul campionato. Gordon, da campione d'Italia, penso che la parola adesso va a te, e poi Enrico può entrare dopo Gordon. Io concordo con la prima parte, che ai primi 6 giorni su questa live abbiamo detto che il Napoli era favorita perché non ci aveva coppe. È grazie a Conte quello che abbiamo riuscito a fare, ma quando dicono che il Napoli è un po' scarsa, non sono così d'accordo, perché se vedi la rosa è quasi la stessa che hanno vinto il campionato, eccesso le due stelle, che era Kvaratskhelia e Osimhen. Ma il resto quasi era tutto simile. Poi abbiamo avuto Buongiorno, abbiamo avuto Neres, ma c'erano molti infortuni, ma non si può dire che era scarsa, perché se vedi l'Inter, che era in competizione per il 3. Gordon, se posso dire qualcosa, non dico che è scarsa, però se vedi, se fai una comparazione con l'Inter, con la Juventus, non so, col Milan, il Napoli non ha i rincalzi che hanno le altre squadre, hanno 11-13 giocatori che sono ottimi, però poi quelli che entrano, quelli che subentrano quando c'è un infortunio o quando c'è una squalifica o per fare rotazione, non sono di alto livello. Questo è l'argomento. Però è stato bravo Conte a utilizzare nei migliori dei modi i giocatori che ha avuto a disposizione. Ha cambiato modulo molte volte, e questo è anche un altro fatto molto interessante, perché come sappiamo Conte normalmente gioca col 3-5-2. Dopo la batosta che avete subito a Verona, ha subito cambiato modulo. Perché? Per dare più sicurezza alla difesa e per prendere il meglio da Lukaku e da McTominay, due giocatori che lui voleva a tutti i costi nella sua squadra. E il suo piano è riuscito. È tutto merito suo. Sì, concordo che è tutto venuto su, ma non è così scarso come Possiamo prima dicono. di entrare nel vivo sull'argomento Napoli fare una overview generale, poi entriamo sul tema Napoli, per favore? Gordon. Napoli
Allora, io ero lì. Parliamo sempre del campionato in generale, poi Alright. Il campione generale, come ha detto, Lazio è deluso perché al primi abbiamo creduto che Lazio forse entra in Europa. Roma ha stupito perché stava cominciato male e poi ha stato superato uno su altro, ha fatto dei punti massimi, credo, con tutti in seconda fase. L'Atalanta, l'Atalanta è sempre Atalanta, Gasperini. C'ha la squadra, ma non mai raggiunge, a parte la Coppa che ha vinto, nel League, non ha mai creduto spontaneamente di valore. Milan ha deluso molto, Bologna ha fatto molto bene, eh, è una squadra che sta entrando nei primi 5-6 squadre del top, hanno un allenatore che è molto bravo, credo io. È così, il campionato. allora Enrico, puoi dire la tua sul campionato per ora, poi parliamo più in dettaglio delle squadre. Ma devo dire che comunque questo campionato è stato veramente molto molto emozionante, non solo per noi, per le squadre che tifiamo così, però posso dire che è stato in generale un campionato per tutte le squadre, chi più e chi meno. Chiaramente sì, sono d'accordo sul fatto che l'Atalanta non ci abbia mai creduto fino in fondo, quando invece la forza ce l'aveva e le risorse ce l'aveva e come, pur di poter anche vincere. Napoli veramente nulla da dire. Conte ha fatto veramente un grandissimo lavoro. La Juventus aveva cominciato con idee buone. Thiago Motta aveva inizialmente voluto puntare ad esempio sui giovani e magari portare gente dalla Premier tipo Douglas Luiz, che poi non ha reso come tutti si potevano aspettare da uno che comunque nelle ultime stagioni aveva sempre fatto bene. È un po' una delusione sì per la Lazio perché uscire fuori così a pari punti solo per una differenza irrisoria, posso capire come si sentano i tifosi. Su di noi invece è stato comunque una bella stagione, solo 2 sconfitte in casa, di cui l'ultima purtroppo sabato scorso, però è stato veramente bello poter finalmente dire di aver visto la mia squadra vincere qualcosa, soprattutto averla vista dal vivo. Ok, allora possiamo continuare la nostra discussione. Vi ricordo anche che sia chiunque vuole fare dei commenti li può fare, come Cari Painis che ci ha detto auguri per altri 100 trasmissioni, Emanuele Gauci che sta dicendo Forza Napoli, siamo noi. Ok, adesso possiamo continuare la discussione sul Napoli. Gordon, volevo chiederti, questo secondo successo in 3 anni, chi ha più merito in questo successo? E poi ovviamente Ma possiamo continuare la discussione là. se vai sul 3 anni, sicuramente De Laurentiis. Se vai su questa stagione, Conte. De Laurentiis ha la sua idea di come investire e fa il progetto del club, ha le sue regole, e Conte ha la sua mania di vincere, vuole giocatori pronti, c'ha il suo carattere che non cede, e speriamo anche che quest'anno prossimo resta. È in dubbio, è una questione ancora in dubbio. Prima l'avevano fatta che sta per andare a Juventus, ma in queste ore ci stanno risultando che è 50-50. Io vorrei anche menzionare un altro giocatore che per me penso
che è anche il giocatore del campionato, se anche i miei compagni possono concordare. Scott McTominay per me era l'uomo decisivo, l'uomo più di Lukaku, più di ogni altro giocatore del Napoli. Eh, penso che McTominay era il giocatore decisivo e l'MVP di questa stagione. McCormick ha vinto the best player of the league. È come goal, ha fatto quasi come Lukaku da centrocampista. Questa era la differenza di McTominay, che è un centrocampista che fa gol. Se non c'era lui quest'anno sicuramente non saremmo lì. Ma poi se Kvaratskhelia non è andato, Kvaratskhelia ha tradito Conte in versione Brexit. Se Kvaratskhelia restava là, il campionato di sicuro era già chiuso da due partite fa, non all'ultima partita, secondo me. Ma McTominay è un top. È per questo che stanno per 90% andare su un altro top che sta per arrivare a Napoli, stanno dicendo in questa settimana. Si dice Kevin De Bruyne. Sì, si dice che Abbiamo... ha preso casa di già a Napoli. Sì, infatti è quello che ha confermato De Laurentiis. Abbiamo anche un commento da Carlo Brincau, che mi piacerebbe anche avere l'opinione di Roberto su questo commento e poi anche di Gordon ed Enrico. Se si vince con 20 punti è mediocre, se si vince con un punto è mediocre, se vince il Napoli è mediocre o il Bologna la coppa è coppetta, ma se vincono le solite tre è leggenda. Non è che sono d'accordo con questo commento, Roberto? Meglio non commentare. Enrico? Gordon? Assolutamente d'accordo per niente. Si vince perché si Assolut- merita. Si vince Questo. perché si appunto. merita, ma poi ci sono, lo sai come, le gazzette che fanno la loro parte. Ci sono il nord e il south, lo sai com'è in Italia. Esatto, Ah poi sì, c'è... sì. E poi ci sono quelli che dominano e quelli che sono sotto. In questo momento Napoli sta infilando le sue, come si dice, zambate in quelle Eh, tre di sopra. Eh, eh, Questo è il punto, credo. E poi ci sono le squadre come l'Inter che danno i regali, ma sull'Inter non voglio parlare io per ora. Lunedì forse faccio un articolo sulla pagina dove dico la mia sulla stagione dell'Inter, però Roberto, facciamo questa domanda in maltese. Nixtaq nistaqsik, si jekk l-istaġun tal-Juventus u taż-żewġ timijiet ta' Milano għandu xi tqis bħala wieħed eżappuntanti. Se la stagione di Juventus, Milan e Inter si può considerare come deludente. Per Juventus e Milan di sicuro. È stata un'annata troppo deludente, troppe aspettative ad inizio stagione per le due squadre, però hanno fallito totalmente. Hanno cambiato allenatore, questo dimostra il fallimento, specialmente la Juventus che non è abituata a cambiare allenatore a stagione in corso. Per il Milan credo che abbiamo detto molte cose durante l'anno, ovviamente c'è una confusione dirigenziale fenomenale, ora vediamo Tare che saprà fare ora che è stato assunto come direttore sportivo. In riguardo all'Inter, ovviamente dobbiamo aspettare fino a sabato, però con tutto il rispetto per te e per tutti gli interisti, se perdete la finale sarà un'annata fallimentare. Io sono Perché? d'accordo con te. Perché? Perché poche settimane fa tutti i tifosi interisti
stavano cantando triplette, triplette, triplette e in pochi giorni hanno perso due trofei che sicuramente potevano vincere. Ora ovviamente c'è la Champions League, non è una partita facile per niente. A mio parere il Paris Saint-Germain comincia come favorita. Però ovviamente una finale è sempre una finale, 50-50 a mio parere, gli episodi potranno essere decisivi, però io credo che al di là del risultato, Inzaghi lascerà l'Inter dopo la finale. Il suo ciclo credo che lui stesso sappia che è finito, accetterà l'offerta che è dagli arabi per andare ad allenare là. E ovviamente ora se Inzaghi lascerà un vuoto. Allegri, se Conte va via, credo che andrà a Napoli, non all'Inter. Ma ovviamente sarà bello vedere quale allenatore poi l'Inter ingaggerà al posto di Inzaghi, per ovviamente cominciare un nuovo ciclo. E poi c'è Antoine Bugeia che ci sta ricordando che il triplete l'Inter lo ha già fatto nel 2010, solo l'Inter. Saluto anche Antoine. Enrico, ho una curiosità. Noi durante la nostra trasmissione abbiamo discusso un sacco sugli allenatori, su Thiago Motta, su Conceição. Dato che c'è Roberto che era uno dei più forti critici che c'era su Thiago Motta, mi piacerebbe sapere da te, Enrico, dove pensi che Thiago ha fallito nella Juventus, dato che da voi ha fatto molto bene. Secondo me ha fallito comunque perché aveva comunque una scarsa esperienza con giocatori di livello molto più alto. Non dimentichiamo che Thiago Motta come allenatore è riuscito a salvare in primo luogo lo Spezia, che non aveva questa squadra tecnicamente di livello alto. Evidentemente, secondo me, ha fatto il passo più lungo della gamba perché comunque in primis con il rapporto con Vlahovic e con altri top player, devo dire che effettivamente non gli ha giovato molto e ha fatto comunque il passo più lungo della gamba perché sì, ha portato in Champions League il Bologna, però in tecnica si doveva pensare a categorie ben più alte. E quindi secondo me lui ha fallito proprio per magari scarsa confidenza con giocatori di altissimo livello o comunque poca esperienza. Gordon, vorrei sapere la tua sulle due squadre di Milano. Su Milano, Milan è stato un disastro fallimentare. Credo che la dirigenza c'era il suo torto. Devono cambiare di tutto il Milan, dal sopra fino al fondo, perché c'hanno tanti problemi. E l'Inter è una squadra forte, ma credo che sta ai suoi limiti. Sono tutti un po' vecchietti adesso e deve fare un nuovo ciclo, deve inserire i nuovi giocatori con i vecchi giocatori, così si inizia il nuovo ciclo. Va bene, poi come vi ho detto sull'Inter parlerò io lunedì con un articolo. Allora, Enrico, adesso parliamo un po' del Bologna, che è tornato al successo dopo 51 anni con la Mhm. vittoria della Coppa Italia, anche se Thiago Motta ha lasciato e pure due giocatori importantissimi vostro scacchiere dell'anno scorso come Zirkzee e come Calafiori. Quanto era difficile ripetersi, prima di tutto. Ma innanzitutto non era una cosa scontata, anzi all'inizio non ci avevo anche io i miei dubbi, perché comunque Calafiori era comunque un ottimo pilastro della nostra difesa
che sapeva anche come muoversi sull'offensiva e infatti di gol comunque ne aveva fatti. E diciamo che rimpiazzarlo con difensori tipo Erlich, che comunque sì, aveva esperienza di Serie A, e vabbè, prendere gente come Miranda, che comunque è esperta, sì, non c'è stato un rimpiazzamento adeguato, quindi devo dire che il merito l'ha avuto molto Vincenzo Italiano e su alcuni giocatori chi ha fatto veramente il miracolo è stato il nostro direttore sportivo Sartori. Sartori, che lui era quello che aveva proprio portato Calafiore al Bologna. Sartori è uno che comunque ha preso dei giocatori e via via si sono saputi mantenere. Parliamo ad esempio di Dominguez, di Benjamin Dominguez quest'anno. L'anno scorso si potevano dirlo su Calafiori. Zirk invece dall'Inga come sostituzione di Zirkzee, pur che aveva fatto diversi gol in Liga 1 la stagione scorsa, parliamo di livelli comunque diversi, perché lui giocava al Toulouse, che è una squadra di medio-bassa classifica. Quindi inizialmente non lo si dava scontato, anche perché cambi giocatore, cambi allenatore, è normale che magari un po' di instabilità ci sia. E infatti all'inizio della stagione credo che comunque si sia vista. Però voglio dare merito comunque a Italiano di aver saputo fare un grande lavoro con quello che la società gli ha dato e soprattutto che ha comunque saputo tirare fuori il meglio di ciascun giocatore, nessuno escluso. Quindi è stato comunque una bellissima stagione. Poi soprattutto la Coppa, essere lì a Roma con 30.000 bolognesi ed eravamo del nostro club, eravamo 3 persone che siamo andati a Roma da Malta. Sì, è stato comunque una bellissima stagione. Non era comunque scontato. Chiaramente abbiamo anche pagato un po' il calo di forma verso la fine perché il calendario non ci è andato molto a favore, soprattutto negli ultimi mesi, ma ci siamo comunque saputi mantenere costanti per quanto possibile. Roberto, possiamo considerare il Bologna come una nuova realtà del calcio italiano? È difficile da dire perché per essere una nuova realtà non bastano due stagioni. Ovviamente credo che le ultime 2 stagioni ha fatto molto bene, però ovviamente queste squadre normalmente quando hanno una buona stagione i migliori giocatori vanno via. È accaduto l'anno scorso con Zisk e Calafiori, quest'anno molto probabilmente ci saranno Ferguson e Orsolini e ovviamente non è facile rimpiazzare giocatori di questo livello. Però c'è anche il dilemma se Italiano rimarrà a Bologna o no, e questo è tutto da vedere. Però credo che i tifosi del Bologna possono essere molto soddisfatti di quello che la squadra ha fatto negli ultimi 2 anni, ha dato molte soddisfazioni, però non è facile perché ovviamente ora squadre come Inter, come Juventus, come Milan, come Roma, Lazio, che hanno un po' deluso quest'anno, ovviamente faranno di tutto per cambiare rotta e ovviamente per squadre come Bologna sarà molto più difficile mantenere questi livelli. Allora, un'ultima domanda per chiudere questa parte di trasmissione. Abbiamo visto un campionato incerto con praticamente tutte le competizioni tutti i verdetti quasi decisi all'ultima giornata. Volevo sapere da voi se questa incertezza che abbiamo visto in questa stagione ha mostrato che anche se
Molti dicono ma il campionato italiano è sceso di livello cimitero per i giocatori vecchi, eccetera, eccetera. La Serie A ha molto da offrire come spettacolo e come interesse generale. Vorrei cominciare da Enrico, dato che è anche l'italiano in questione, Gordon e chiude Roberto. Ma allora, il fatto che comunque sia stato un campionato incerto lo si è capito, ma alle volte penso che comunque il fatto che crea molta più suspense, alla fine questo lo rende comunque addirittura più bello. Chiaramente, magari potrà essere sceso comunque di livello negli ultimi anni rispetto ai primi anni 2000. Quello lo si è potuto notare e magari qualche giocatore che ha giocato in Premier League o in campionati alti a fine carriera ed è abbastanza a fine carriera, chiaramente ci può stare. Però comunque non è affatto un campionato come cimitero, perché comunque la Serie A negli ultimi anni ha portato alla luce tanti talenti. Possiamo fare un esempio di Udoge, Vicario, possiamo fare Vicario che ha vinto di recente l'Europa League col Tottenham e che fino a un paio di stagioni fa lottava per la salvezza a Empoli, per dire. Abbiamo Calafiori stesso scoperto dalla Serie A e le cose possono andare comunque avanti. Chiaramente non avrà lo stesso livello tecnico della Premier League, non avrà magari lo stesso livello tecnico della Liga, però io sono comunque convinto che la Serie A abbia ancora tanto da offrire. Ciò comunque non toglie che sì, l'anno prossimo ci sono comunque anche delle novità, come il ritorno del Pisa, e quindi si vedrà comunque una squadra che non ha giocato la Serie A per quasi 35 anni. Ma alla fine il calcio, di quello che mi piace del calcio è che le sorprese non mancano mai. E comunque sono convinto che anche la prossima stagione ci regalerà comunque diverse emozioni. Chiaramente possiamo comunque dire che questo finale è stato molto al cardiopalma e su questo penso siate d'accordo tutti e tre. Su questo possiamo essere d'accordo tutti, Sì. che non è anche le retrocessioni stesse sono state praticamente all'ultimo. Eccezione fatta è stato il Monza, ma lo si sapeva comunque da tempo. Poi sì, sono convinto che magari le squadre che hanno avuto stagioni deludenti abbiano comunque la voglia di rifarsi per il prossimo anno. E sono convinto che anche la prossima stagione non mancheranno le sorprese. Gordon? Di sicuro che il calcio italiano non è come il Premier e la Lega, c'ha meno intruti dal rights I diritti dagli televisivi? stadi e dagli stadi anche, dal sistema degli stadi come in Italia, non è come in Inghilterra. Non tutti hanno i suoi stadi, ma poi se vedi in Europa c'è sempre qualche team italiano che arriva al finale o semi-final, E fa, non è lo stesso come l'inglese. L'Inghilterra ha molti soldi, non si può competere con loro. Ma in Italia si fa più cautela con le squadre, non possono spendere come gli altri, ma c'è sempre, c'è sempre il calcio italiano, la tecnica, sono molto più tattici in Italia, sono più macacchi come giocano il calcio. Di sicuro si cresce di più in Italia. Spero che stanno crescendo di più.
come timijiet, come squadre, Squadre. Sì, cresceranno sì. di più. Roberto? E io credo che fino ad ora il livello del campionato italiano è ancora indietro al campionato spagnolo, al campionato inglese. Però il fatto che quest'anno c'è stato, come dire, non c'è stata una squadra padrone come abbiamo avuto negli ultimi anni. Questo ha fatto il campionato molto più interessante. Ovviamente per non avere una squadra padrone servono molti fattori, tra cui la consistenza. E credo che nessuna squadra ha avuto la consistenza, che ha avuto per esempio l'Inter l'anno scorso, oppure la Juventus, o il Napoli 2 anni fa. Però ovviamente io credo ancora che il campionato italiano e il calcio italiano in particolare ha molto più da lavorare per raggiungere certi livelli. Sì, è vero che l'Inter è in finale di Champions League, però questo non significa che il campionato italiano ha alzato l'asticella, per dirla in italiano puro. Anche i giocatori che vanno a giocare in Italia sono quelli che, per esempio, squadre inglesi non li vogliono. Ah, Ehm, scusa Roberto, ma sono sempre lì, sì, 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 sono sempre lì, sempre sì, lì. va bene. Però, allora faccio la domanda diversa. Da quanti anni, a parte la Roma, una squadra italiana vince una Coppa Europea? Sono L'anno molti scorso anni, l'Atalanta. ok? A parte l'Atalanta, sono Sì, molti è anni. al Da 2010 quanti, da anche, quanti- no? da quanti anni una squadra italiana non vince la Champions League? Dal 2010. 2010? Allora, 15 anni, ok? Negli anni 80 e 90 c'erano 3 coppe europee, quasi tutti gli anni li vincevano squadre italiane, per vedere come è cambiato il livello, Ma il ok? livello con i soldi anche si fa. Sì, ma perché il campionato italiano non è rimasto il campionato più bello e importante del mondo, come era negli anni 80, 90 e all'inizio dei 2000? Perché anche c'era Io troppa burocrazia in Italia. Sì, molta, Vorrei fare un molta. piccolo esempio, Roberto. La questione stadi. L'Inter specialmente ed il Milan, non so da quanto, ma l'Inter sicuramente è dal 2007-2008 che sta lottando per avere uno stadio di proprietà. Però il comune di Milano non ce lo vuol dare. Sì, sì, Sapete, allora. Napoli, ho visto tante piante di stadi napoletani, ma non arriva mai. il Napoli punto è che a vuole costruire il Napoli lo stadio. stadio mi sembra sia di proprietà del comune, Sì, Eh anche. sì, anche a Milano. Eh, però so che ad esempio il Milan ha comunque avuto modo di prendere un terreno e comunque vogliono anche loro costruirci lo stadio privato, solo che lo stavano pensando di fare in un comune fuori da Milano, a San Donato Milanese. Esatto. E, e anche lì stavano già iniziando delle polemiche, soprattutto per via che c'è un'abbazia benedettina lì vicino e la gente non è molto contenta del nuovo stadio. No, però Antonello, ci sono molti problemi in Italia, ok? Ci Sì, sono sì, sì, molti sì. problemi non solo per gli stadi, gli stadi è una delle ragioni, però ci sono molti problemi. E questo va anche a riflettere di come che i risultati che ottiene la nazionale. Ricordiamoci eh, che è tanto che la nazionale non si qualifica ai mondiali e questo non è una qualcosa di combinazione, quindi ci sono dei problemi. Ovviamente, se l'Inter vince la Champions, dà uno stimolo al campionato italiano, al calcio italiano. Però credo che anche la programmazione delle società si deve un po' rivedere. E io
Oggi, a parte Marotta e magari qualche altro dirigente, non ci sono dirigenti come era Galliani, come era Moggi, ok? Che scoprono talenti, li portano in Italia. Per esempio, quando il Milan ha preso Gullit e Van Basten, non erano grossi giocatori questi, sono diventati grossi giocatori quando sono andati al Milan. Ok? Ricordiamoci quando Moggi ha pescato Ibrahimovic dall'Ajax, era nessuno. Ok? Oggi, anche in Italia, se c'è un giocatore, anche un allenatore, che fa una stagione ad alti livelli, tutti cominciano a chiamarlo fenomeno e poi l'anno successivo non fa niente. Quindi anche i giornali fanno parte del problema del calcio italiano e questo si sta ripetendo anno dopo anno, ok? Altro problema è soprattutto che io penso che bisognerebbe anche adottare un modello che anche a livello di giocatori interni, che ad esempio alcuni campionati tipo la Serie C italiana stanno comunque già adottando e che comunque loro richiedono la presenza di almeno un certo numero di giocatori che sono cresciuti localmente, quindi nel settore giovanile della stessa squadra. E secondo me questo dovrebbe essere una cosa che andrebbe molto rafforzata, perché Sì, secondo sì, me sì, così si dà comunque però più possibilità. Enrico, scusami se ti interrompo, però hai fatto un punto molto, molto, molto buono, però vedi la Juventus, per esempio, ha venduto Husen per 18 milioni. Un anno dopo, chi lo compra? Il Real Madrid. Mhm. Ok? Questo dimostra che non c'è programmazione. E poi, per insultare di più i tifosi juventini, vai a prendere Kelly, che è un bidone, mamma mia, eh? Ecco, come si fa a raggiungere certi livelli se tu hai i giovani che hanno potenziale, li mandi via per fare plusvalenza e poi compri giocatori scarsi? E questo è il problema. Anche io faccio una scommessa. Se Amal fosse un giocatore italiano, a questo momento gioca nella Serie C. Di sicuro. Mhm. Nessuna squadra gli darebbe lo spazio che gli dà il Barcellona. È la mentalità. Sì, Il problema è È la la mentalità. mentalità che purtroppo c'è in Italia e che pure che io avrò lasciato l'Italia 10 anni fa, però questa mentalità non è ancora cambiata. è un Mandi un peccato, giocatore a eh? farsi le Spazio ai ossa. giovani di crescere. Non stanno spazio ai giovani di crescere, questo è un problema e c'hanno dei giovani forti, ma poi se non gli dai spazio, jintilfu, come Ad si dice? esempio, un Camarda che comunque ha 16 anni, lui poteva tranquillamente giocare comunque sempre in una squadra che anche nella seconda squadra, il Milan Futuro, che tra l'altro è retrocesso, lì comunque potrebbe aver giocato di più e aver avuto magari molto più minutaggio rispetto a comunque il fatto che stando comunque in panchina con la prima squadra spesso e volentieri non è che di certo ti dà la possibilità di migliorarti, al No, no, no. contrario. No, ma vedi per esempio la Juventus. Ha un giocatore che si chiama Azic. Questo, prima di venire alla Juventus, giocava nella Champions League. Dove è finito a giocare? Nella Serie C. Per vedere la mentalità. Per esempio, un altro, in Bangula, aveva iniziato la stagione alla grande. Che è successo? Sempre in panchina, non lo fanno mai giocare. Perché? Perché vogliono far giocare McKennie, vogliono far giocare Gonzalez, che non fa niente in campo. Ok? Fa entrare Vlahovic, che neanche sa correre. Questo è il problema, eh? Se vedi il Barcellona, sono tutti ragazzi, Sì, è della loro Camp Nou.
La Masia, la loro cantea, veramente ha fatto, se non ha, se ha fatto delle cose che se non li chiami miracoli, non so come li puoi chiamare. No, non sono miracoli, sono programmazione, eh. Loro sanno come fare sviluppare i giocatori giovani, perché? Perché gli danno spazio nella prima squadra. Le squadre italiane non fanno questo. Un giovane lo lasciano in panchina. E poi, C'ha il tabù, se è un italiano c'è un tabù, è Mhm. scarso. no, Sì. È un problema di non mentalità. è soltanto italiano, perché i giocatori che aveva la Juventus, molti di loro erano stranieri, però per loro un giovane non è un buon adatto per giocare nella loro squadra, è soltanto un mezzo per fare plusvalenza, per la questione del fair play. Tutto là. Ok? Anzi, ringraziamo Dio, noi Juventini, che finora non hanno venduto Yildiz. Ringraziamo Dio, è un miracolo. E ieri ha dimostrato che giocatore è, ok? Però io ho detto milioni di volte qua, per esempio Motta, come faceva a giocare McKennie, trequartista, e lasciare Yildiz in panchina? È assurdo, assurdo, ok? E se vogliamo parlare di Motta, perché non ho fatto commenti oggi, lo sbaglio che ha fatto Motta è stato lo stesso che ha fatto Maifredi nel 1990. Il fatto di arrivare alla Juventus per questi due allenatori per loro è significato che hanno raggiunto l'apice della carriera. È E quello. ricordiamo che entrambi sono venuti dal Bologna, anche Sì, Maifredi stesso. sì, e tutte e due giocavano un calcio champagne, come dicevano il calcio di Maifredi, ok? Però non hanno saputo reggere la situazione e la pressione che porta ad allenare la Juventus. E poi Motta, con tutto il rispetto, io credo che è un ottimo allenatore, però non per una squadra come la Juventus. Come fai a dare la fascia di capitano ogni settimana a un giocatore differente? È una carnivalata, ok? Come fai a giocare Cup Miners che non ha mai trovato la sua forma e lasci in panchina giocatori che ti stanno dando tutto? Qui non stiamo giocando al PlayStation, qui stiamo al calcio reale. E questi sono stati gli sbagli di Motta. Ok? Motta ha perso lo spogliatoio con le sue decisioni e poi ovviamente è stato isolato. Se Le vedi, sconfitte, le sconfitte contro l'Atalanta e la Fiorentina, i giocatori hanno fatto apposta per cacciarlo. È evidente. se vedi Non c'è. Conte con le stesse 10 gioca ovunque, c'ha il suo 10 giocatori, la prima donna, e, e fruisce su di loro. Sono tutti diversi gli allenatori come vedono la partita. No, no, no. Non è, Motta la sbaglia che la formazione è sempre diversa. non è che il fatto è Gordon Conte, a parte che è un allenatore, è un motivatore, un Sì, è trascinatore. un'altra cosa. Ok, anche se lo guardi durante la partita, urla, Sì, sì, non ti dà so, stimoli, io ti dà stimoli. sulla panchina dà uno spettacolo. Difatti, quando va a dare i suoi commenti dopo la partita, non c'ha voce, Sì, sì. perché 90 minuti ad urlare. Sì, anche Motta, se vedi Inzaghi, Motta, lo stesso. Motta sembrava, ogni volta in panchina, sembrava la Statua della Libertà. Non dice mai una parola, niente. Allora, ragazzi, stiamo aspettando Joseph Magri perché sta per entrare a fare un intervento lampo, però il tempo è scorruto, quindi ehm,
almeno che riesce ad entrare Joseph, faccio anche una piccola controllatina, no, non è... Antonello, lui sta ancora fumando il sigaro, dai. Sta ancora aspettando, vorrei è da Gordon e da Enrico un po' di notizie sul vostro club. Comincio da Enrico, poi vengo da te Gordon. Un po' di informazioni sul Bologna Club. Allora, l'idea del Bologna Club nasce a inizio del 2016. Io mi sono trasferito a Malta nel lontano 2015, quindi sono quasi 10 anni che sto qui. Nacque quando praticamente guardando mio padre, guardando tra i vari gruppi Facebook di tifosi del Bologna, incrociò quello che poi sarebbe diventato il nostro presidente, Willy Grech, di Imsida, che saluto e che saluto comunque per questa trasmissione e che è stato lui il primo che ha visualizzato il tuo messaggio, Antonello. Praticamente ci siamo incontrati in un pub a Balsan, allo Smash Pub, e da lì via via abbiamo iniziato a incontrarci comunque settimana per settimana, cosa che comunque facciamo anche regolarmente ad oggi. E col tempo poi, anche grazie all'aiuto di mia madre che abita a Bologna, siamo riusciti ad entrare in contatto con il Centro Bologna Clubs, che è l'ente che si occupa della gestione dei vari amministrativa che concerne tutti i club del Bologna in giro per il mondo. E da lì ha preso comunque vita il Bologna Club Malta. Noi siamo regolarmente registrati col Centro Bologna Clubs, siamo comunque un piccolissimo club, pochi ma buoni, però comunque sì, noi abbiamo più che altro una chat interna noi e quindi non abbiamo ruoli ben definiti, ma chiaramente il ruolo di presidente l'abbiamo comunque dato a Willy, essendo lui maltese. E sì, comunque di solito ci incontriamo a casa mia a vedere le partite, anche se con Willy siamo riusciti anche ad andare diverse volte a Bologna ed eravamo comunque presenti a Roma il giorno 14. Sì, è un piccolo club e abbiamo però anche il nostro striscione all'interno dello stadio. Nel settore distinti c'è proprio la scritta Malta che è dedicata al nostro piccolo club. Ok, adesso passo in maltese, Enrico. Gordon, l-aħħar aħbarijiet minn Napoli Club. Nimmaġina Mela, bħalissa full blast biċ-ċelebrazzjonijiet. apparċiplazzjonijiet. Mela ħanibdow. Dis-sena kellna kumitat, formajna kumitat ġdid, għax kumitat kull sentejn jaqa' u jerġgħu jintela. U kellna l-proġetti tagħna. U wieħed mill-proġett kien li naqdu l-klabb u nduruh dawra waħda u sew. Kif forsi stajtu taraw fuq is-social media, il-klabb kważi tlesta 80%, issa d-dieħla nkomplu fuq il-proġetti li fadal, apparti jekk fadal affarijiet oħra ma dawk jiġu fuq naħta ġewwa u administrations u affarijiet hekk. Nixtieq nirringrazzja il-kumitat kollu, il-President tagħna Elik Zebono, u l-kumitat kollu, aħna din kumitat ħellu, aħna il-kumitat tagħna kulħadd għandu r-rwol tiegħu. Apparti minn hekk ġifieri bħalissa għandna DJ huwa l-kumitat tagħna, wieħed mill-kumitat, bħalissa qed Napli qed idoq ġo Napli. Għandna x-xef tagħna, għandna ċina żgħira hemmhekk u għandna x-xef tagħna, fimt? Għandna l-barman tagħna, kulħadd għandu r-rwol tiegħu, għandna l-administrations tal-cars. U għadin tim verament saħħtu. Nirringrazzja l-membri għax dis-sena tlabnihom donation għall-ewwel darba u ħarġu biħġarhom u bis-saħħa tek ġbarna l-fondi biex stajna nagħmlu dal-proġetti. Bajna mbelħin ukoll li għall-aħħar logħba l-ammont Naplitani li kienu Malta u li kontattjawna biex jiġu jaraw il-logħba spiċċajna bil-bodyguard barra fit-triq biex idaħħal in-nies. Apparti mek ħallejna nies barra, għax tant kemm konna mimlin, aħna per semmi Napoli mhux tissemmi l-Juventus u l-Inter u l-Milan, sewwa jew l-Liverpool. Huwa tim li ilu ma jerbaħ żmienu tal-aħħar qabad jerbaħ, mela l-tim ma jkunx daqshekk rebbieħ
supporters mhux se jkollok daqs timijiet oħrajn. Imma l-ammont u l-volum li kellna u ringrazzjamenti li kellna fejn anke kellna Taljani websites Taljani nista' ngħidha x'misema Spazju Napoli li din bagħtitilna għaltilna għandkom wieħed mill-isbaħ klab li qatt ma rajna bħala l-mod kif inhu armat. Huwa ta' sodisfazzjon kbir. U qed naħdmu biex forsi nġibu xi players. Qed naħdmu biex nagħmlu sistema ġdida ta' tesseri. Qed naħdmu biex nitlu fin-Napli ta' dinja kollha hemm żewġ tipi ta' soċjetajiet. Waħda qegħdin ġo fiha u l-oħra għandna qed naħdmu għaliha. Għandna ħafna proġetti li qatt fadal il qudiem niżvelawhom. Imma mixin grazzi tagħhom ningrazzja l-membri biħġarhom li jiġu għax bis-saħħa tagħhom il-klabb jista' jibqa' ħaj. Kieku ma jkollokx membri ma nimxux. Issa ħanamlu l-festa Scudetto kif jagħtaw. Il-ġimgħa ħanamlu festa Scudetto u nisperaw biħġarhom jiġu il-Maltin u l-Napletani. Il-Maltin ħafna minnhom kienu msifrin. Jiena għajjim mejjed illum għadni kemm ġejt minn Napli, bajt sejra x-xogħol u issa ġejt nagħmel intervista, kelli 4 tim laqqas għadna xejn kważi, 4 sigħat maksimum bdejna nordu, imma l-entużjażmu li tara Napli hija xi ħaġa li naħseb ġol Italja ma tarax. L-entużjażmu u l-feħ li jkun hemm xi ħaġa tibqa' żomma miegħek. Anke issa qatt nara daqsxejn malajn il-coach il-Lungomarja li kien hemm, tibda tara l-Konta jaqbeż u jgħajjad, issa Konta kulħadd jaf qalbu la fejn tmur. Tibda tajt istjara x'kapaċità jittrażmettu l-imħabba lejh. Fehmt xi ngħidlek l-imħabba joħossha. Infatti waħda minn Konta kien għal taw tant kemm taw l-imħabba nilqas bejk li intihom xi ħaġa lura. U nmexxielu bekk ngħid li dal-istaġun Konta huwa kollox. Imma l-klabb għall-grazzja tagħha jinsab il-Mosta għal min jixtieq ikun jaf il-Fortizza u kulħadd welcome. Mela, grazzi Enrico, grazzi Lila Gordon, ovviamente adesso dato che siamo per fare il turno conclusivo potete anche uscire, grazie ukoll Lila Roberto tal-intervent tiegħek, Roberto b'qaftit hawnhekk ukoll, grazzi tmur lill-sponsors tagħna, Beauty Wisdom, il-Katalan, Michael's Butcher u The Barber Room, ta' dan tal-ukoll emnu f'dan il-proġett ta' botta u risposta għal dan l-istaġun. Dan il-programm ukoll minn ftit se jkun fuq il-YouTube channel għal daqstant tinsax tagħmlu subscribe ħalli ukoll ma titilfu xejn mill-kontenuti kollha illi noħorġu minn żmien għal ieħor. Roberto, this is it. Kull bidu għandu tmiem, temmejna staġun ieħor. Forsi messaġġ finali minn naħa tiegħek ta' x'ħadd jieħu minn dan l-istaġun inti. L-ewwel messaġġ tiegħi huwa nirringrazzja lilek tal-opportunità li nkun parti mit-tim. Ovvjament ftit ħadd ma jaf ovvjament xi jkun għaddej diskussjonijiet bejnietna matul il-ġimgħa biex ovvjament intellaw dan il-programm u s-suġġetti u t-temi li nkunu ħaddiskutu. Insellem il-sħab il-Karl, il-Joseph u il-Mark li ovvjament jagħmlu programm wieħed interessanti kulħadd għandu l-karattru tiegħu u l-mod kif jara l-logħba tal-futbol. Nirringrazzja dawk kollha li jsegwuna, ovvjament is-sapport tagħhom huwa importanti ħafna lina. Jiena minn naħa tiegħi ħanieħu minn dan l-istaġun ovvjament bħala supporter tal-Juventus ħanieħu diżappunt kbir. Nittama li dan id-diżappunt bid-deċiżjonijiet meqjusa jista' jaqleb ir-rotta għal xi ħaġa pożittiva. Ovvjament il-futbol aħna hija passjoni għalina, hija xi ħaġa li ngħixu għaliha. Ovvjament issa nistennew li jkun hemm il-World Cup tal-clubs ix-xahar id-dieħel li naħseb li għandha tkun kompetizzjoni interessanti. Ovvjament imbagħad nibdew nippreparaw matul l-istaġun tas-sajf nsegwu l-aħħar aġġornamenti li jkun hemm fuq is-suq ta' transfers u nistennew li mbagħad f'Awwissu nerġgħu nibdew staġun ieħor
u nerġgħu nżommu kumpanija li segwaċi tagħna bid-diskussjoni interessanti li kapaċi noffru. Jiena minn dan l-istaġun, se nieħu biss naħseb waħda mill-affarijiet li se nieħu żguri hija l-intervista li għamilna ma' Fader Hilaire Italja Ferro, kienet intervista tajba ħafna, l-intervista li rnexxiet, u naħseb illi nħossni wara ukoll li kellna l-opportunità nintervistaw lil din il-leġġenda. Mela, nerġa' nagħlaq billi nirringrazzja lilek Roberto, nirringrazzja lill-ko-preżentaturi l-oħra Karl Parnis u Joseph Magri, nirringrazzja lil Mark Schembri li kien il-backup staff tagħna għal dan l-istaġun, l-announcers, il-min beda dan l-istaġun, Lorjana Brinkat u l-min kompla u għalaq dan l-istaġun, Martina Filletti ta' xogħol kollu li taw matul dan l-istaġun, grazzi mill-ġdid l-sponsors li diġa semmejna u finalment grazzi lilkom is-segwaċi tagħna illi ta' kull naqta tnej segwejtuna l dawn it-8 xhur li għaddew. Grazzi wkoll lill-clubs u l-individwi kollha li stidinna u li ġew u anke l-dawk illi maċċettawx għal xi raġuni oħra l-istedina li jattendu għall programmi tagħna. Bottom risposta għal issejqa hawnhekk. Sakemm nerġgħu niltaqgħu il-lejl it-tajjeb, ħudu ħsieb u forsi nirritornaw f'Awwissu. Il-lejl it-tajjeb ħbieb.